di saggezza che mi ha spedito una bella persona. Quando un predatore entra nella conchiglia, nel tentativo di divorarne il contenuto e non ci riesce, lascia dentro una parte di sé che ferisce e irrita la carne del mollusco. L'ostrica si richiude e deve fare i conti con quel nemico, con l'estraneo. Il mollusco comincia a rilasciare attorno all'intruso strati di se stesso, come fossero delle lacrime, la madreperla. A cerchi concentrici costruisce in un periodo di 4-5 anni una perla dalle caratteristiche uniche ed irripetibili. Ciò che all'inizio serviva a liberare e difendere la conchiglia da quel che la irritava e distruggeva diventa in realtà ornamento, un gioiello prezioso e inimitabile. Così è la bellezza. Nasconde delle storie spesso dolorose. Bello, perché qual è quell'intruso che ti ha graffiato l'anima e attorno al quale o a cui hai creato dei cerchi concentrici mettendoci dei pezzi di te? Qual è quell'intruso che ti ha dato tutto questo? E come puoi trasformare il dolore e la tristezza in perle uniche, irripetibili, in qualcosa che puoi imparare, apprendere e verso cui puoi fare quel passo oltre? E con lo squillo del campanello ti saluto. Ciao, ciao da Nicoletta, ciao ciao, ciao. Is the key to be truly free. Will you do the same for me? Unconditional.